got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't do flexing, cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something. Eccoci qua, fine luglio, probabilmente da febbraio-marzo che non ci si vedeva in spiaggia. Questa sera siamo tornati in spiaggia finalmente. Uno spot che conosciamo bene, una stagione caldissima e quindi ci restano i cefali nel freezer che abbiamo preso col pane. Questa sera si va a serra, vecchia maniera. Non è una delle mie pesche preferite, ma questa sera sono in compagnia di un mio carissimo amico e gli ho detto andiamo a pescare questa sera, non si sta sul divano. Allora, vediamo un po' cosa propone questa sera, cosa si propone di cena. Io partirei immediatamente con questo cefalotto qua che dividiamo in due, poi abbiamo questo bombolone che ci servirà per il resto della pescata. Mi sono portato dietro anche delle seppioline che ormai avevo nel frigo da forse 8 anni e per la felicità di mia moglie stasera finalmente le ho levate dal freezer. Sono un po' un jolly perché negli scorsi anni comunque ho visto che i serra non disdegnano questo tipo di esca qua. La seppiolina è già flotterata di per sé perché diciamo l'osso è galleggiante, quindi non dobbiamo neanche fare grandi sforzi per flotterarla, è già pronta, un odore notevole, quindi ottima esca. Comunque si parte vecchia maniera, facciamo un po' qualche filetto di cefalo. Allora, è importantissimo il nostro filo elastico, ma chi mi conosce bene sa che se non mi complico la vita non sono contento. Questo schemino qua è lo schemino del terminale di questa sera, una Model Owner 1/0, sicuramente per i più sarà troppo piccolo, ma è anche bello un po' rischiare nella pesca. Filo di titanio che vediamo qua in anteprima, non è un cavetto d'acciaio, è una cosa un po' più morbidina. 13 libre, Siguar fluorocarbon per il nostro terminale, per finire il nostro terminale, quindi fluorocarbon, filo di titanio, e questo qua è metà del nostro cefalo, dentro un po' di polistirolo per tenere la galla, codina cattivissima e si parte. Eccoci qua, 9:15, questo tramonto bellissimo appena passato, veramente meraviglioso. Attimi che valgono la nostra presenza qua e la nostra presenza pesca. 9:15, andato via solo in questo momento, prima canna lanciata. Adesso si prepara la seconda con calma.
Happy man. Ore 9:05 quasi. Se si fanno le cose bene, i risultati arrivano. Primo lancio. Allora. Tiri fuori anche lui al massimo, Joel. Oh! Ok, 9:20, non è ancora andato del tutto via il sole come possiamo vedere, quindi pensavo di dover aspettare un po' di più perché questo pesce, se ben famelico, preferisce mangiare le nostre esche e questa sera sono morte, flotterate al buio, ma questa sera torniamo alla grandissima, si suda, ci si diverte. 9:20, neanche un'ora, 2 serra, si va avanti così. Purtroppo abbiamo un temporalone davanti che ne è già passata una parte quest'oggi, ma si sta spostando per fortuna molto molto al largo e verso la Toscana. Speriamo bene, incrociamo le dita, perché mi raccomando, d'estate con i cambi di temperatura è facile imbattersi in temporali di fulmini che con le nostre canne in carbonio sono il nostro nemico più assoluto. Non fate stupidate, quando vedete temporali non rischiatevela, perché non ne vale la pena di incorrere in qualcosa di brutto. Questa sera avevamo visto il meteo, doveva essere passato, invece eccolo qua di nuovo che si ripresenta il temporale. In ogni caso non si riesce a pescare con 2 canne, si lancia una canna a parte e non si ha tempo di montare la seconda. Benissimo, adesso facciamo un attimino di spiegazione di dove siamo, per chi non c'è mai stato. Allora, alle spalle della spiaggia c'è questo fiume, Entella, che separa la città di Chiavari con la città di Lavagna. Fiume molto 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 bello, molto ampio, con un sacco di bei pesci all'interno, sia d'acqua dolce che di mare, che risalgono per cibarsi, deporre le uova, quant'altro, e uno spot ideale per chi vuole divertirsi d'estate per la ricerca di serra. Sulla nostra sinistra abbiamo questo porto, guardate che lampi e che fulmini. Scogliera artificiale, spot ideale per cercare i serra, perché i serra entrano dentro il porto, escono, seguono la scogliera e si dirigono all'imboccatura del fiume che abbiamo qua alla nostra destra. Quindi tutto questo specchio di acqua è il loro territorio di caccia naturale. Fondale sciottoloso, qualche roccia sabbiosa in qualche punto, quindi ci permette tranquillamente di pescare a fondo, tranquillamente tra virgolette, di pescare a fondo. Spot che si presta a tantissime tecniche di pesca differenti in ogni caso.
Allora, 10:15. Due peculiarità di questo spot: alla sera al 99% attacca una tramontanina leggera che scende direttamente dalla vallata di Carasco in mare, quindi solo in questo punto, solo in questo luogo c'è sempre vento. Seconda cosa, il Serra tende a spostarsi, come ho detto in precedenza, segue i branchi di pesce, si sposta, un'ora ce l'abbiamo davanti, un'ora dopo sembra essere sparito, poi si ripresenta, quindi questa parte di pescata al buio vediamo un po' come va. Non faremo tardissimo perché domani si lavora, ci proviamo lo stesso, ma al momento il branco che avevamo davanti si è spostato, lo aspettiamo con ansia. Ok, 11 meno un quarto, cambiati tutti e due gli inneschi, mi raccomando, ogni mezz'ora, 40 minuti cambiate gli inneschi, perché soprattutto col morto quello che attira è l'olio all'interno del nostro innesco. Stando in acqua di conseguenza fa un po' il gioco della spugna, perde l'olio, il pesce lo vede, per carità di Dio, ma se abbiamo da innescare, mi raccomando, a ogni lancio cambiamolo, perché è proprio l'olio del cefalo ad attirare il nostro Serra. Sente quell'odorino di olio irresistibile. (11:10), un feroce attacco su quelle di destra, passaggio veloce ma niente di fatto. Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could